Mario Pardo domani a Porto Empedocle no to no. No to no è un'iniziativa a favore, non contro nessuno, semmai contro la paura e l'indifferenza, che muove i passi dopo che a Porto Empedocle c'è stato il noto rifiuto del centro di accoglienza che ci ha un po' scosso la coscienza. Noi vorremmo fare una manifestazione non contro i commercianti o contro chi ha partecipato a quell'iniziativa, ma vorremmo offrire una visione un po' diversa dell'accoglienza. Cioè noi vorremmo dimostrare che è molto più importante parlare di persone che non di cose o di denaro. Per noi le persone hanno la precedenza. Ecco, domani saranno presenti anche diverse personalità di rilievo, Giusy Nicolini, Lello Nalfino. Come si comporrà domani l'incontro? Beh, è un semplice sit-in davanti al comune di Porto Empedocle, inizieremo alle 10, e ci saranno appunto questi interventi, più altri interventi di alcuni miei amici che fanno parte di questo comitato spontaneo No to No, e quindi sarà un'iniziativa che durerà un'ora e mezza, durante la quale ognuno di noi, insieme anche a Giuseppe Nicolini, un intervento molto autorevole per la sua storia nota a tutti, e ripeto, illustreremo un nostro punto di vista alternativo di vedere l'accoglienza, che rifiuta l'associazione univoca tra accoglienza e malaffare. Ci sarà il malaffare probabilmente anche nell'accoglienza, ma questo non giustifica affatto di doverla sopprimere.